alcuna distinzione nella proposta Un colpo politica. alla botte e uno al cerchio, e così l'MPA è destinato ad uscire protagonista assoluto dalla sfida delle amministrative al comune di Agrigento, appena depositate in archivio. Il Movimento per l'Autonomia al ballottaggio assieme al FLI, dopo aver perso per strada il suo candidato Mariela Lobello, si è apparentato con lo schieramento anti-Zambuto. Risultato? Il partito di Di Mauro ha conquistato 2 consiglieri in più rispetto a quelli assegnati se non avesse fatto l'intesa tecnica con PDL, Grande Sud e Cantiere Popolare, i partiti della prima ora a sostegno di Pennica. E lì, in quella fase, è stato assestato il colpo alla botte. Ora è il turno del cerchio. Cambiando completamente direzione, l'MPA assieme al FLI e forse anche al PD ha stretto un'intesa con gli avversari del primo e secondo turno, cioè con i partiti che appoggiano il sindaco. Risultato? Un altro colpo grosso. L'MPA guadagnerà la presidenza del Consiglio Comunale. Questa sera le operazioni di voto nella seduta inaugurale di Aula Sollano. A guidarla, tranne clamorosi dietrofront dell'ultima ora, sarà Aurelio Trupia. L'accordo con UDC e Patto per il Territorio passa anche attraverso l'attribuzione della vicepresidenza ad un esponente del movimento di Riccardo Gallo e Piero Macedonio. Si tratta di Gianluca Spinnato, assessore uscente. Ma soprattutto Marco Zambuto con queste manovre avvia un percorso per potersi assicurare la maggioranza in aula, quella che ad oggi sulla carta non ha, essendo stato privato del cosiddetto premio di governabilità. Ma quello che gli è stato sottratto con gli apparentamenti, ora quasi per ironia della sorte, gli verrà restituito proprio da quegli stessi partiti che lo avevano penalizzato, fermo restando che bisognerà conoscere l'esito del ricorso annunciato da parte del Patto per il Territorio UDC contro l'apparentamento, che potrebbe rivoluzionare l'intera mappa geografica in Consiglio Comunale. La seconda vicepresidenza questa sera potrebbe andare ad Andrea Cirino del Popolo della Libertà. Intanto Grande Sud ha designato il capogruppo, è Gerlando Gibilaro.